Buongiorno Lorenzo. Professor Maggi, buongiorno a lei. E buongiorno al nostro ospite, Luca Prado, sindaco di Lusia, stavo dicendo. Sì. Buongiorno professor Maggi. No, perché poi con questo titolo onorifico ormai giro il mondo. Ma lei è professore? Professore di vita, e di fianco soprattutto. E anche di politica. Lei però non stava sbagliando, perché quando ha detto Lusia, gli abitanti di Lusia si chiamano lusiani, quindi come vede l'accento ricorda. Sono professore. Lo tenete, professore. Ecco, siamo in un posto dove sono stati spesi bene i fondi pubblici. Ecco, noi siamo davanti alla chiesa, questa piazza è scritto municipio, ma non è municipio perché l'avete spostato. Sì. Dall'altra parte però, cos'è una scuola questa? Questa è la scuola primaria Otello Pighin, dove l'abbiamo spostata nel 2017, l'abbiamo raggruppata in una cartella scolastica dove c'erano le scuole primarie di secondo grado, e oggi sede della biblioteca comunale e del museo, che è intitolato a Memorie di guerra e di vita quotidiana. Avete fatto un'opera di restauro straordinaria, spesa anche un bel po' di soldini. Tutto sommato sì, ma fortunatamente, come si dice, ci vuole anche un po' di fortuna, ma magari anche ci vuole un po' di quel che si dice rincorrere un po' quelli che sono i desideri. E tutto sommato, ecco, alla comunità di Lusia direttamente l'investimento è stato leggero. Abbiamo avuto di fondi regionali, abbiamo avuto non ultimi con Auro, quindi con il comune di Rovigo e con gli altri comuni, abbiamo avuto un fondo importante di circa 200.000 euro per tutti gli arredi e l'allestimento proprio del museo, quindi insomma ecco, siamo felici. Tu Lorenzo, prima che partissimo con il nostro sprizzetto, mi dici, ma quanto è difficile fare il sindaco? Sì, infatti questa è una puntata originale dello sprizzetto, perché facciamo lo sprizzetto ma non c'è lo spritz. Quindi molti dei nostri affezionatissimi ascoltatori domandavano sempre: a Sarimbri arrivati con lo spritz? Questa volta non posso dire. I nostri spritz sono tutti analcolici. Questa volta facciamo lo sprizzetto originale, perché lo facciamo dentro una bellissima iniziativa che è quella di fare di questo edificio scolastico che il comune di Lusia ha ristrutturato un centro culturale probabilmente pilota nell'ambito della nostra provincia. Il sindaco è molto ben orientato ed potrebbe diventare uno dei punti più interessanti per presentare libri, per fare manifestazioni politico-culturali, per valorizzare adesso ve lo dirà il sindaco, ma qui dentro c'è anche un bellissimo museo. Sì, io l'ho visitato, tra l'altro magari faremo una puntata tra l'altro con la voce, stiamo facendo un giro di tutti i comuni e Lusia sarà uno dei comuni prossimi e visiteremo appunto. Però la domanda che lui aveva anticipato e la faccio io, sindaco. Fare il sindaco di un paese piccolo che purtroppo 3.700, quanti abitanti? 3.300. A, quanto è difficile, e B, come diceva Lorenzo, vale la pena? Ecco, vabbè, rispondo prima alla seconda domanda, per poi... Vale sempre la pena, perché fare il sindaco per chi ama la politica, non per chi la fa, perché c'è gente che fa politica e non la ama, c'è gente che la ama e non sa buona farla. Allora, per chi ama la politica, fare il sindaco della propria città, del proprio comune, è la cosa più bella del mondo. Prima che prenda la parola il sindaco. E c'è più gente che ama la politica o che fa politica? Più gente che fa politica che la ama. E il sindaco di Lusia? No, il sindaco di Lusia risale. No, perché è un vecchio amico, non vecchio, ma amico da molto tempo. No, ma il sindaco di Lusia ha una passione, la potremmo definire proprio, anche se il termine non sembra foneticamente interessante, ha una passione invereconda per la politica, cioè a lui piace fare bene per la propria comunità, ma da tanto, da sempre. Infatti terzo mandato. Terzo mandato. Sì.
Detto questo, vale la pena? Sì, professor Maggi, nel senso che No, mi scusi, signor Sindaco, prego. lei questo titolo non si No, toglie. no. Io Professor Maggi. desideravo partecipare a uno sprizzetto prima o poi proprio per dire professor Maggi, quindi questa è proprio la gioia più grande di questa mattina. Ma a prescindere da questo, lo dico sempre anche ai ragazzi giovani che abbiamo in consiglio comunale e tutto, dico, se avrete la fortuna di fare il sindaco della vostra comunità, credo sia una delle cose più belle al mondo che ci possano capitare. Ed è chiaro che bisogna avere un po' di passione, bisogna avere volontà, bisogna avere desiderio, bisogna avere un po' di brio, di motore per accontentare i cittadini, per mettersi a disposizione dei cittadini, per ascoltare i cittadini, ci vuole pazienza, ma credo che la botta nella spalla che ti dà un cittadino quando tu sei riuscito a risolvere un problema e a creare qualcosa nel tuo territorio che la comunità aspettava sia una delle più grandi soddisfazioni che nella vita ti possono capitare. Come dice Renzo, se non hai la passione però o l'amore per la politica, per la propria comunità, tutto questo ti peserebbe e quindi è meglio che quelle persone che fanno i sindaci solo perché gli è capitato o solo perché qualcuno gli ha chiesto, è meglio che quanto prima si ritirino da questo incarico, perché sinceramente sarebbe un peso per loro e probabilmente non una gioia, ecco, per la comunità. Io credo che il nostro compito, anche per quanto mi riguarda il terzo mandato, sia quello di coinvolgere più persone possibile, più ragazzi giovani, per farli appassionare ed avvicinare alla comunità. Lo diceva Kennedy, lo scaricabarile finisce qui. Cioè alla fine poi dopo siete catalizzatori, anche, tra l'altro in un momento con i social importanti, quindi non vi passano niente. È poco. Sono molto selettivi e rigidi. I cittadini sono selettivi e rigidi, ed è vero che su 100 cose fatte bene qualcuna la sbagli senz'altro, e il cittadino, magari non tutti, ma qualche cittadino ricorda maggiormente quella che non hai fatto bene rispetto alle numerose che hai fatto e che hai compiuto professionalmente bene. Però di fatto questa è la legge della vita, no? La legge della vita che tutti noi portiamo avanti, e quindi io credo ci rimani male, però ci rimani male, perché quando certo dici miseria, abbiamo fatto 100 cose bene, questa l'abbiamo sbagliato, e subito ci danno il bastone, non fai tempo ad assaporare la carota e subito il bastone. Però forse è giusto che sia anche così, perché questo è lo stimolo per migliorarci sempre, per far sempre di più. E poi amministrare una piccola comunità credo sia un'ulteriore gioia, perché puoi condividere bene anche il percorso un po' con tutti, no? A differenza delle grandi città che devi calare il tuo programma, il tuo progetto, e loro tutto sommato lo devono accettare. Qui con il cittadino puoi anche modificare quello che è il tuo programma, lo puoi anche condividere, puoi anche parlarne, qui puoi partecipare ad una riunione, ad un incontro, puoi andare al bar e parlare con i cittadini. In una grande comunità sarebbero troppi gli sprizzetti che dovresti prendere per condividere un po' con tutti i cittadini, e quindi questo potrebbe essere un lato diverso. E quindi magari le difficoltà dei grandi comuni sono quelle nel trovare veramente quel programma che il cittadino desidera e che tu lo devi calare al buio, e di fatto puoi far bene e puoi far male. E quindi qui sta la capacità del sindaco del grande comune. Nessun pentimento di aver fatto il sindaco? Assolutamente no, anzi credo mi abbia portato beneficio anche nella formazione mia personale, culturale, ma anche in ambito lavorativo, e mi abbia anche veramente maturato nel fatto di dovermi sedere anche dall'altra parte. Molto spesso lo faccio anche negli incontri con i cittadini, dico se fossi seduto dall'altra parte cosa mi aspetterei, e quindi questo ti dà modo di soddisfare al meglio le esigenze o di captare quelli che sono i segnali che il cittadino magari non ti dice ma vuole farti capire. Tu che hai fatto anche il sindaco, rifaresti il sindaco a Rovigo in questo momento? Farei sempre il sindaco. Sì? Sì. Perché so che Rovigo in qualsiasi questo momento la possibilità di fare il sindaco è chiaro che gli anni passano per tutti, pare anche per me, quindi questa cosa mi a disagio. Però il sindaco
se puoi lo fai, se puoi chi ha questa passione lo fa sempre, caso per caso è sempre una cosa diversa. Ringraziamo il nostro spezzetto anomalo. Ringraziamo il grazie a di voi. Giulia Prando, e non possiamo anche brindare perché non c'è neanche un bicchiere, non c'è neanche... Però ci vediamo la prossima volta con l'esperienza di esserci Spezzetto doppio. taglia sta roba qua perché sai che mi scappa, con la possibilità però di valorizzare questo originale sprizzetto, molto però culturale. Grazie Sindaco. Grazie a voi e grazie professor Maggi di questa opportunità oggi, e saluto tutti. È un applauso al professor Maggi che è sempre più professore, sempre più professore. Grazie a voi.